Abbiamo condiviso questo percorso con Fratelli d'Italia, sapendo che Luca, che lo è il più forte candidato del centrodestra. A Monselice si possono considerare le elezioni, il primo turno come le primarie, dove chi va al ballottaggio, cioè Luca, cercherà poi l'appoggio degli altri del centrodestra per vincere al secondo turno. Ascolto dei territori, nessuna scelta calata dall'alto e un progetto che vede il centrodestra unito sì, ma dopo il primo turno, quando le prime somme ogni partito le avrà già fatte. A Monselice, dopo l'indiscrezione dei giorni scorsi e la discesa in campo ufficiale un mese fa della sindaca in carica Giorgia Bedin, Lega, il centrodestra si presenterà diviso, con Forza Italia che candida il suo segretario provinciale, attuale sindaco di Arquà Petrarca, Luca Callegaro, incassando il sostegno di Fratelli d'Italia, così Flavio Tosi. Non è che si va solo con la Lega, solo con Fratelli d'Italia, tutti assieme necessariamente. Comune per comune, città per città si decide in base appunto a quelle che sono i nomi, le persone, perché a livello locale vale quello. Un appoggio convinto, quello di Fratelli d'Italia, spiega il coordinatore provinciale Enoch Soranzo. Ci siamo ritrovati molto sulle idee e la visione di Luca Callegaro, un uomo esperto, un sindaco, un amministratore esperto competente. Stiamo cercando di tenere sicuramente il centrodestra unito, lo faremo fino in fondo e ovunque, chiaramente rispettando anche le idee dei colleghi, degli alleati, e però tenendo sempre in primo piano l'interesse della comunità, della cittadinanza. Da 20 anni vive a Monselice, aggiunge Luca Callegaro, che lancia un appello alle forze civiche di centrodestra ancora indecise. Con Fratelli d'Italia la quadra c'è stata, con la Lega non era possibile. Con la Lega abbiamo tentato, ma non si è riusciti a trovare una visione d'insieme, soprattutto su quelli che erano gli obiettivi da perseguire. Ci sarà modo comunque di ragionare ancora in futuro. Rivitalizzazione del centro storico, sanità e rilancio dell'ospedale di Schiavonia nel programma di Callegaro, che punta sull'ascolto della città con gli stati generali nei primi 6 mesi di mandato.